Una forza di polizia a tutti gli effetti, anche se non rientra attualmente legislativamente tra quelle che vengono chiamate appunto le vere forze di polizia, che purtroppo è stata esclusa, ma è per l'inclusione che ci battiamo. Si batte per l'inclusione e maggiori tutele il sindacato unitario di polizia locale, soprattutto dopo la sparatoria di Fara Vicentino, che ha visto ferire gravemente l'agente di polizia locale dell'Alto Vicentino, Alex Frusti. Con le tutele che sono differenti. Nel caso ad esempio del collega che è stato ferito, per fortuna la situazione sembra non debba degenerare con la sua qualità di vita, con la sua qualità di salute, però qualora fosse rimasto o rimanesse invalido non avrebbe nessuna tutela da parte dello Stato o del Comune. Addirittura rischierebbe di perdere il posto di lavoro, cosa che per le altre forze di polizia non avviene. Obiettivo del sindacato, una riforma per equiparare trattamenti e tutele della polizia locale a quelle delle forze di polizia di Stato. La polizia locale oggi lavora a fianco di tutte le altre polizie nazionali e lavora come una forza di polizia a tutti gli effetti, anche se ad ordinamento locale. Questa definizione è stata data proprio dal Presidente della Repubblica, da Mattarella, durante il suo discorso di fine anno nell'anno 2020, grazie al contributo che la polizia locale ha dato anche durante gli anni pandemici.